veneziane, il fatto che è una città mercantile e gli uomini spesso sono distanti e la donna li sostituisce, prende il loro posto. I mercanti veneziani, qua vi mostro il famoso Signor Antonio Roba che è nel campo dei Mori con le sue merci e la sua musignetta, che a me sembra quella, quando ero bambino io, della cassa di risparmio dove si mettevano, c'era l'interesse del 3,5%, una roba favolosa. Al giorno d'oggi. Ecco, i mercanti veneziani che con le loro mercanzie andavano e venivano per il mondo e a volte stavano via distanti, mesi, anni, e prendevano gli abiti, i costumi delle popolazioni presso le quali commerciavano, esploravano, cercavano. Pensate per esempio ai Polo, che nel loro viaggio verso il Catai con il giovane Marco stanno via 24 anni. E chi governa la famiglia? Le donne che restavano, facevano la parte degli uomini. Oppure pensate a Pietro Querini, ogni tanto mi piace nominarlo, che fa naufragio nel 1431, nel 32 si salva e torna indietro portando il famoso baccalà e creando una delle caratteristiche più belle della cucina veneziana e veneta. Qua vi mostro la ricetta che lui ha dato, che è la prima ricetta del baccalà. Li battono col roverso della manera, poi buttiro per dargli sapore. Il baccalà è andato a finire bene, ma quante volte andava a finire male e la famiglia e l'azienda restavano sulle spalle, nelle mani della moglie che gestiva in luogo del marito. Un'altra ragione della